Buongiorno, vorrei gentilmente, se era possibile, questo orologio quanto costa? Quanto lo vende lei? Ah sì, ciao, questo orologio lo vendo a 10 euro. Altre volte ho avuto prezzi un po' più alti, tipo 15 euro, 18 euro, però oggi, anche visto che siamo già vicino alle vacanze natalizie, sto facendo degli sconti, quindi lo vendo a 10 euro. Ti interessa per caso? Sì, sì, va bene, lo prendo. Grazie mille. Arrivederci. Ciao, una buona giornata e un buon Natale e grazie ancora per aver acquistato il mio orologio. Buongiorno. Volevo sapere un'informazione, ma per caso questo portafoglio è di pelle? A quanto lo vende? Perché sarei interessato, cioè sembra bello. Oh, buongiorno, prego. Chi è che vuole di succare un portafoglio? Oh, un portafoglio che sia bello, è garantito. Già tu stai dicendo io, muore, questo è buono. A sto prezzo tu non trovi poi. Pigliatelo ed è magari viene la scuola mia. Ah, ma per caso c'è a quando lo vende? Perché lì c'è anche un altro venditore, ne ho visto un altro, sembrano uguali, voglio dire, però forse quello ha un prezzo un po' minore, ora non so cosa può cambiare come qualità, quindi volevo affidarmi, insomma, a lei, visto che, diciamo, è del mestiere, sa che merce vende, va, quindi volevo sapere il prezzo. Allora, lei non si preoccupare, intanto lei non c'è chi ne chiesto, perché chiedo dopo, ne fai cose, fai i ciuffi, non le conviene. Allora, ascolta mia. Io ho questo portafoglio, viene pelli, per ora io cazzo io vinno a 10 euro. Ma ci furono altri unati, giusto? Che io questo coso vinni a 20 euro. Ma siccome ora già ci sono i sconti e poi su qua mia mi fa coso, a battaglia facciamo come si dice? A cui vendi prima, no? Perciò io ora sto vendendo a 10 euro. Se vuoi, o catti, non ha niente, che ti posso dire. Però, vai, è buono, buono, è. Ah, va bene, mi fido, se lo dice lei, va bene, prendo questo portafoglio. Grazie, arrivederci, una buona giornata e auguri e buon Natale. Ciao, ciao, Biedro, ciao, Adin, ciao, ciao. Ormai, oggi, sti giovani di oggi, cani, vuota. Ogni vuota che lo si ti vede per cattare una cosa, è incredibile, oh. Oh, muore, io caminetto di Lasciati idea. solo. Guarda che bella frutta e verdura che c'è qua. Buongiorno, volevo sapere una cosa, a quanto le vende queste mele? E questi cavolfiori, cioè al chilo quanto sono? Buongiorno a lei, certo, al chilo vengono, dunque, sono 2 euro al chilo, dipende. Poi abbiamo, vabbè, anche le banane, le pesche, le pere, poi qua che c'è abbiamo pure la lattuga, questa è stata presa fresca ieri, perché io ho anche l'orto qui su retro, qui ho l'orto, quindi voglio dire, l'ho piantata io, quindi può stare tranquillo, insomma, è più fresca di così, non si può, se la vuole più fresca ancora la può mettere in frigo, giusto? Però voglio dire, meno male comunque quelli sono i prezzi. Dipende da quello che lei vuole. Mele 2 euro al chilo, pere 4 euro al chilo, banane 1 euro al chilo, quello che vuole. Basta che me lo dica, io qua sono. Ah, vabbè, sì, grazie. No, vabbè, prendo un pochino di tutto. Mi faccia un chilo di mele, mezzo chilo di banane e solo un fascio di lattuga. Tutto qua. Va bene. E in totale vengono 17,50. Ok, grazie, con lei. Arrivederci, buon Natale, buone feste e buon tutto di tutte cose. Grazie. Grazie a lei, arrivederci, buon Natale. Ma ci sono molte cose oggi in questo mercato. Prego, signore, tutto un euro, tutto un euro, tutto un euro. Prego, signora, avvicinarsi, forza, tutto un euro. Offetta del giorno, chi sta non ci capita qui. Forza, tutto un euro, prego, prego. Vostra azienda, prego, prego. Forza, vieni sta qua. Signora, chi è interessata a tuo? Buongiorno, avevo visto qua questi vestiti, poi c'ha anche frutta. No, vabbè, volevo un attimo vedere questo completo di cappotto di pelle con due canottiere, quel cappello lì. Oh, certo, no, non si preoccupare. Qual è che vuole? Ma lei che taglia piglia, scusi. Io prendo una S o una M, dipende dal tipo
di cappotto, comunque di quello che acquisto. Quindi, bah, per il cappotto di pelle prendo una M, per il cappello credo una misura standard, dai, una standard, non ne ho una precisa. E poi per la canottiera una S. Ok, ok, cara, tutto quasi ci sono, non si preoccupare. Ci stai urlando subito la canottiera, un cappello e poi un coso, come si chiama dopo? Un capo di pelle, no? Ora ci urlano tutto quanti e ci dico quando costano, va bene? Non so quando aspetta a staccare. Sì, però lei aveva detto che era tutto un euro, cioè voglio dire, va, è assicurato o comunque, non so, il prezzo aumenta, cioè, credo che sia tutto un euro, no? Non penso un cappotto di pelle me lo faccia costare 20 euro, non ci viene a no? No, no, che è tutto un euro, tutto un euro. Allora, scusa mia, a lei la uccio io, quindi, no? Cosa ci resi? Non ci resi un portafoglio? Bene, e ci va un buono, no? Non ci va un buono con il portafoglio? Ah no, sì, minchia, anzi è anche funzionante, cioè è proprio roba buona, è roba buona. Ecco, o vedi, che ce l'avrei detto io? O vedi, aspetta, mi disse che è roba buona. Oh, sta segnando che sto qua mi disse che è roba buona. Ma che fuori tutto, che ne va a fottere l'aranci, muore. Oh, comunque, scusa mia. E qua è tutto un euro. È assicurato, è tutto un euro. E ora ci faccio un conto. Un cappotto di pelle. E a canottiera, giusto? E poi chi c'era qui? Avuto cani, eviti. Si spacchino i cani. E poi chi c'era? Un cappotto di pelle, la canottiera, un cappello. Mi pare basta, c'è quasi, giusto? Sì, 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 era solo questo, solo questo. Quindi in totale dovrebbe venire 3 euro se non mi sta prendendo per i fondelli, giusto? Buono, 10 donna. Io ho catto 8 euro. Chiesto in totale, pena 3 euro. Precisi donne, 3 euro e si porta a casa tutto quasi. Va bene, grazie, la ringrazio, ecco a lei. Arrivederci, buon Natale e tante cose. Ciao, ciao, Bello, ciao, grazie ancora, ciao, ciao. Vostra azienda, prego, prego, qua abbiamo le migliori cose, tutto un euro, signora, vostra azienda, avvicinarsi, prego, prego.